meglio che ve li dica un po' di processi, prima che vi mostri il cervello vi dico i processi. Questi sono i meccanismi che tutti i nostri bimbi hanno dal momento della nascita. Facciamo un passo indietro, perché prima vi devo dire una cosa. Pensate al linguaggio, che rende più evidente. Quando è che un bambino che è potenzialmente in grado di parlare viene esposto al linguaggio? Subito. Viene esposto al linguaggio ogni tanto o viene esposto al linguaggio sempre? Quando è che un bambino che è capace di camminare viene esposto al movimento? Subito. Da subito. Qualche volta o si fa fatica a tenerlo? Ci siamo? Cioè, i meccanismi innati sono meccanismi che per evolvere hanno bisogno di esposizione continua. Sono stata abbastanza chiara? Quando è che noi ai nostri bambini esponiamo la quantità? Come la esponiamo? Con che frequenza? Per insegnare a parlare, noi li facciamo camminare o li facciamo parlare? Li facciamo parlare. Per insegnargli la quantità, noi che cosa facciamo? 1, 2, 3, 4. Ci siamo? Mi seguite? Facciamo parole di numeri, che sono suonare il pianoforte, non la chitarra. Dire prendi 2 bambole è dare la quantità. Trova dove ci sono 3 caramelle è dare la quantità. Dai 2 caramelle a Giovanni è insegnare la quantità. Dai una caramella ad ogni bambino è insegnare la corrispondenza biunivoca. Ci siamo? Il resto è insegnare i nomi dei numeri, che sono i vestiti dei processi. Allora, torniamo. Nascono e hanno meccanismi potentissimi nel cervello arcaico, che è talmente potente, ma talmente potente, che sebbene per i primi 6 anni di vita resta in uno stato pressoché di abbandono educativo, se non occasionale da parte di qualcuno, non muore. Se noi facessimo all'intelligenza verbale lo stesso danno, noi avremmo tutti bambini afasici, cioè con disturbo del linguaggio. Se noi tenessimo i bambini senza poter muovere gli arti inferiori come facciamo per la cognizione di quantità, a 6 anni avremmo tutti bambini disprastici da un punto di vista motorio. Mi sto spiegando? Cioè spegneremmo funzioni cognitive. Invece l'intelligenza numerica è talmente potente che resta attiva nonostante non venga potenziata cognitivamente per 6 anni. Quindi, scuole materne di questo territorio, nidi di questo territorio, mamma e papà di questo territorio, insegnare le strutture della cognizione di quantità ai bimbi piccoli dimostra che evolutivamente hanno una riduzione dell'80% delle difficoltà nelle capacità di intelligenza di quantità. Pensate, se solo i pediatri, ci sono pediatri qua dentro, che io sto chiedendo aiuto anche ai pediatri. Qual è la mamma che non chiede al pediatra aiuto se si accorge che suo figlio non sta seduto, non cammina, non parla, non sente? Ma nessuna mamma chiede aiuto rispetto alla cognizione di quantità, non lo sa. Ci siamo? Non la sa. Quali sono questi meccanismi? Devo andare veloce perché sono passate le 10. Sono tanti.
innato è lo span 1,3 tendente 4, innato è l'N+1, l'N-1, la corrispondenza biunivoca, l'ordine stabile, la cardinalità. Quando è che cominciamo a fare corrispondenza biunivoca? Piaget l'aveva messo a 6 anni e ha fatto danni che sono ricaduti di generazione in generazione. La corrispondenza biunivoca il bambino la fa a 24 ore di vita con la discriminazione 1 a 1. Quando è che... Vabbè, ve lo faccio semplice. Provate a parlare senza muovere la bocca. Ci riuscite? Perché? Perché l'articolazione bucco-facciale abita nel cervello vicino alle due aree verniche e Broca che si occupano del linguaggio. E l'organizzazione bucco-facciale articola il linguaggio consentendo di migliorarne i processi. Possiamo insegnare a un bambino a parlare senza muovere la bocca? No. Secondo voi l'intelligenza di quantità ha un'articolazione motoria? Vi fotografo, avete delle facce che dice ma questa dove vuole arrivare? Adesso vi faccio vedere dove voglio arrivare. Il cervello ce l'ha un'articolazione motoria di quantità? Guardate dove le ha messe il cervello. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2 più 3 meno 2 più 3. Sulle dita ha messo corrispondenza biunivoca, ordine stabile, n-1, n+1, additive, sottrattive, ripartitive, moltiplicative, sulle mani le ha messe. Le mani sono il calcolatore motorio attraverso cui il cervello elabora cognizioni di quantità. Quanto difficile è una didattica che si basi nei primi 5 anni di vita sulle mani? Pochissimo. Prendete un bimbo, mettetelo nei primi 5 anni di vita sulle scale di casa, fategli fare più 2 gradini, scendi di 3 gradini, saltane altri 2, fate avanti e indietro. E nel momento in cui conosce i numeri a parole è 2 più 2 meno 1 più 2 meno 2 più 2, fate avanti e indietro e voi vedrete che in pochissimo tempo delle parole, come vi chiede i significati, perché quella cognizione lì sta crescendo, proprio crescendo. Esponenzialmente i nodi, interconnessioni neurali crescono, plasticizzano l'area. Fate un sorriso. È facile! Non servono i regoli in colore, non servono i multibase, non serve l'insiemistica che fa le zebre per gli insiemi bianchi e gli insiemi neri. Servono i meccanismi di struttura. Allora ce l'hanno con me alcuni, perché dicono, perché ce l'hai con i regoli in colore? Non ce l'ho con i regoli in colore, Dio li benedica questi regoli in colore, ma sono delle scarpe col tacco alto. Mettereste voi dei bambini a imparare a camminare sulle scarpe col tacco alto, avreste che il 20% dei bimbi ce la fa lo stesso. Tanti altri si romperanno le ginocchia e alcuni non ci riusciranno mai, perché non è lo strumento cognitivo pertinente a quella fase cognitiva lì. Come ve l'ho spiegata? Non è sbagliata la didattica, non è appropriata al processo. Volete vedere dove abitano questi regoli in colore? Ce l'hanno con me alcuni consiglieri, Me ne dicono di tutti i colori alcuni per questa roba qua. È meglio che ci andiamo con calma. Cerco di farvi capire qualcosa da questo marasma. È un modello che mette insieme tutti gli studi seri, perché anche questo è un problema che l'Italia ha. La mescolanza tra chi fa una psicologia da novella 2000
per la scuola e chi invece fa la ricerca seria da piccola formica che però non riesce a costruire perché il suo parere è equivalente a quello di tutti gli altri. E invece non è così. Non è che chiunque scrive qualche cosa perché occupa un determinato tipo di ruolo e funzione, questo lo dico assumendomi le responsabilità di quello che dico, sappia cosa fa bene e cosa fa male. Vi raccomando, se siete in funzioni educative come la scuola soprattutto, di controllare bene le voci che vi vengono a spiegare come si fanno certi tipi di prassi didattiche, perché sbagliare sulle prassi didattiche modellizza sbagliato il meccanismo a tanti bambini. Quindi chiusa la parentesi. Questo è un modello da tanti studi che ci spiega come è organizzata nel cervello la cognizione di quantità. La zona dove abita è questa in rosso. Si chiama giro angolare, corrisponde a questa zona qui fondamentalmente e riguarda la quantità. La quantità però abita a fianco ad un'altra zona, vedete quanto è potente, grande, espansa, che regola i meccanismi visuospaziali. Cosa sono i meccanismi visuospaziali? Ve lo faccio capire subito. Mi fanno queste diapositive complessissime. Allora, fate questa azione insieme a me. Leggiamo A, P, E, viene fuori ape. Sistema fonologico si chiama. Sentite, fonologos. La logos, cioè il modo in cui si elabora, sta nel fono, nel suono. Questo sistema è quello verbale, della lettura e della scrittura. A, P, E. Cambiamo l'ordine. Facciamo P, E, A. Viene fuori pea. Mi si accende un semante, un significato? No. La P cambia nome? Cambia che diventa una M di mela? No. Quindi la struttura verbale, il cervello la organizza fonologicamente. Ci siamo? Andiamo ai numeri e vedrete che è un altro cervello, perché i numeri fanno 1, 2, 3, viene fuori 123, 2, 1, 3, viene fuori 200, 11, l'1 diventa 11. È fonologico? No. Ha una grammatica che la scuola chiama valore posizionale delle cifre, invece le scienze cognitive la chiama meccanismo visuo-spaziale, cioè la posizione di reciprocità dalla grammatica. Come siamo? Tutto bene? Guardate come evolve questo meccanismo, che un giorno non saranno più 1, 2, 3 uguale 123, saranno 12 terzi, saranno 12 alla terza. Ci siamo? Cioè manterremo la grammatica visuo-spaziale e a seconda della posizione il numero assumerà un altro significato e un altro nome. Vero che vedete cognitivamente quanto è intelligente? E un giorno diventerà A più B al quadrato e un giorno diventerà A più B alla n. Cioè non avremo più numeri, ma avremo mantenuto la struttura di posizione. È chiaro? Cioè l'intelligenza numerica evolve avendo bisogno di un dominio
di aiuto che si basa su strategie visuo-spaziali.